da tanti anni prepariamo queste commedie napoletane e oggi vi portiamo un copione di Scarpetta che non è molto noto, è stato rappresentato raramente sia per le difficoltà sceniche sia per le difficoltà interpretative. In effetti la vicenda vede anche due gemelle sul palcoscenico, ma non saranno gemelle, è una stessa persona che interpreterà il doppio ruolo. Questa è una delle difficoltà interpretative, a parte il fatto che ci sono ben 18 personaggi che vivono sulla scena. Ma l'altra difficoltà è la scenografia, una scenografia da 4 atti con molte complicazioni, poi ve ne accorgerete. La scenografia è stata preparata da alcuni ex alunni del liceo che adesso frequentano l'Accademia a Napoli, appunto l'Accademia di Scenografia, e si chiamano Studio Eliantus. Vorrei il primo applauso fosse per loro. A questo punto vi voglio presentare i ragazzi che recitano: Angiolella e Teresa Boccacini, Giulietta e Iole Vanacore, Edoardo e Pasquale Iovino, Felice Sciosciamocca e Ferdinando Donnarumma, Giovannino e Pino Vitale, Don Pasquale Braciola e Giovanni Ammirati, Mariuccia e Silvia Palumbo, Attanasio Pirusicco e Francesco Staiano, Bettina e Veronica Dauria, Faustina e Maria Rosaria Staiano, Donna Annunziata Maria Rosaria Reale, Cecilia Maria Rosaria Staiano, Teresina Lara Di Martino, Gaetano Giuseppe Ammirati, Luisella Alessia Cimmino, Alberto Leo Donnarumma, la controfigura Annalisa Staiano, il cameriere Pat Zenobio Di Fusco. Voglio dire che stamattina ci sono due esordienti: Giuseppe Ammirati, che è un ragazzo ex del liceo, appena l'anno scorso si è diplomato, e Leo Donnarumma, che ha dovuto sostituire un altro ragazzo che si è infortunato giocando al calcio e quindi abbiamo dovuto sostituirlo. Spero che gli olè che avete fatto siano preludio a qualche applauso, e vi voglio ricordare anche che al trucco ci sono Emilia Quagliano, Maria Savarese e Loredana Savarese. Gli oggetti e suoni sono di Leo Donnarumma, le luci e le amplificazioni di Antonello De Simone, i lavori sartoriali di Anna Maria Fontanella, l'amministrazione Paolo Oristo, la direzione artistica del sottoscritto Tommaso Donnarumma, l'assistente alla regia Giuseppe Ammirati e inoltre alla chitarra Antonio Morisco. Penso di avervi tediato già abbastanza. Signore e signori, non fateci mancare gli applausi e buon divertimento. Così, Giulietta, come dici? Nonostante che questo mese non ha già avuto ancora a mesata. Vabbè, poi ti regalo. Che la chiavatella falsa che abbiamo fatto fare. Ha già rapportato a scrivere i romani tosta e ha già recuperato tutto in carta. E hai trovato qualche lettera, qualche cosa? Niente. Ma papà, signorina mia, chi non può tanto scema la farcelo trovare? Di marita, soffina assai quando si tratta di inganni mogliera. Ma vattene, Giulietta, tu fossi ingannata la da sì, avessi pigliato qualche sbaglio. Ma qua sbagli, signorina, io l'occhio e tengo buona. O marito questo, giovedì sera passiava per dinda villa comunale, sotto braccio con una mademoiselle. E chi poteva essere? E che ne sacci? Infama, assassini, e mi fa tanto l'amore, e tanto l'affezionato, e poi poco credo un modello. Signorina mia, chi l'uomo da quando più fanno a prega su gatto morto, tanto volete mettere più paura. Ma pimpante. No, ma non mi pigliate collera. Io per tanto ve l'ho detta, perché vi voglio bene. E mi sento currino che avete da essere ingannata. Ma voi senza che vada, senza che vi fragnite un corpo. Quando avete curato una cosa da certa, non riuscite niente.
Aspettate che si tocca. Quando si è dormito, pigliato questo scariello, io facete da buona mazziata. Vattene, non Giulia, sta già fa venire, già fa, a già fare muta a casa, già fa. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Che è? Stai ai cattivo modo? Lasciate sta guidato come vita. Terza solita, Giulia. Ma Mariuccia, amore mio, dove sta? Zitta, non hanno monato manca. Sta come una vibra cucuio. Ha detto che non può sentire e non può vedere. Ah, che sta ritta? Bravo. Che sta sue femmine? Vanno a brega a morte, casa perdono per un giovane e poi tutti insieme si arraffreddano. E intanto un povero giovane rimane con una passione. Sì, vattene, povero giovane e passione. Buio, siete tutti la stessa maniera. Ma perché? Guarda che è la figliola che non ci capita. Potevo dire che io a soldi non volevo bene. E si è volito bene, veramente. Ti sei vista succettata proprio che tu volevi fare papà. Ma io a quella prova non potevo resistere, Giulietta mia. Ti pare che io potevo fare un mese che la mia. La facevano. Quando si vuole bene, si fa tutto. E poi, Don Giovannino, o marito della signorina, non ha facetta. E sapere che le piaceva la fame. Sì, e con tutto che l'ha fatto. Dopo sposato, gli ha domandato tanto per quanto. Ma dove stati Pasquale? Ci voglio parlare? Alla fine ne sono nipote. A Mariuccia ne sono comprati cucine. Ma poterla senza fammi fare la prova. No, Eduardo, non ci pensare, è impossibile, ci perdo tempo. Tu sai papà quanto è stravagante e quando dici una cosa, che l'ha da essere, E poi, stai urlata, si aspetta lo sposo di Mariuccia, Un certo Don Felice Ciosciamoccatino c'era, ce l'ha proposto Giovannino Marittimo, che è amico suo e collega. Già, dice che pure Miraca. Voi che decide? Tutte queste ci stanno. Come in da una settimana che sono state fuori, tutte queste mi hanno combinato. State zitto! Ah, sta giornata arrivo fuori. Bravo. E sta suggetta proprio che non importa di Pasquale. Certamente! E mi pare, si tratta di via, che lo piezzi figliola e 80.000 lire di dote. No, vi giuro che sto matrimonio non sa da fare. Mariuccia deve essere mia, a qualunque costo. Zitta! Giulietta! Papà! Sì, Pasquale, ma no. Papà, eccomi qua! Uè, chi lo pareva che voleva picciò mun? Sentendo vostro padrona, se no fiute che la maniera. Ah, uomana. Ha già fatto buonia, che non ha già voluto proprio sapere, mi sposare. Ma io non capisco. Quando una figliola te, mangia, vestì, dormì. Ma sto marito a che serve? E chi è che l'ha saltato fuori la sala? Com'è curioso! E perché non trasa? Sarà lo sposo che aveva da venire? Scusate, ma perché non trasita? E nessuno mi dice niente! E accomodatevi! Grazie tanto! Capite? Mi pareva brutto! Io sto una mezz'ora fuori! Oh signora mi ha fatto assettare un coppo in un bancone e l'ha lasciata! Ah, ma lasciate un coppo bancone? A usare cannoniera! Ma voi chi siete? Ah,
io sono Don Felice Ciociamocca di Nocera. Ah, voi siete lo sposo. Sì, signora. Apritti e accomodatevi. Aspettate che mo va che chiamo padrona. Ma io mo non so se ha già fatto un po' nato fa trasi a ca. Forse il padrone vuole fare trasire in la galleria. Chissà, ma qui te l'ho detto di farlo passare di qua. Che è tanta raggiusa. Mo ho faccinata fuori. Scusate, abbiate pazienza. Iato venga nata voto fuori. E perché? Sapete, forse il padrone può passare per dentro alla galleria. No, non fa niente, è lo stesso, io aspetto qua. Ma voi non facete guida. No, non ti guida, io sono amico stretto di Don Giovannino, il padrone di questa casa. Ma Don Giovannino non è il padrone di questa casa. Chi comanda qua dentro è Don Pasquale Braciola. Il padre è chi la gabuia, va vita scusate. Cioè, si va arrivato a sposare. Si va arrivato a sposare. Perché? Che ci sta con duppo? Duppo come duppo proprio no. Ma vi vorresti arrivato a fare quello che avete fa? Perché? Che ci fa? Che avete fa? Una piccola colimona. Innanzitutto, voi fumate? Qualche volta? Niente, non avete fumato più per 2 mesi. E vi non ne bevete? Un poco a tavola. Niente, mancano sorsa. E che se che è? Questo è niente, avete vedere che avete fa? Io sono sicura che avevano fuito come se ne sono fiutolata a rompere giorno. Comunque mi va che chiamo padrona. Volevo fumare? Se volevo fare un bicchierino? Niente, proprio niente. E che sarà? E che vorrà già fa? Non ha già fumato? Non ha già bere vino? E come faccio? Quelle sono 2 cose che mi piacciono assai. Voi vedete che ragionamento? Uè Felipe, e tu stai qua? Uè Giovanni, mannaggia alla mia mamma ta. Ma io non ne sapevo niente. Aspettata. Quando sei arrivato? Sto una mezz'ora, una figliola mi ha fatto trasicca. Ah sì, Giulietta cameriera. Ma tu come stai? Stai buono? Non c'è male, E che professione medica come vai? non c'è male. Hai già capito tutto cosa? Hai ricevuto la lettera mia? Sì, e subito sono corrotto, capirai. Si tratta di pigliare 80.000 lire d'oro. Eppure una guagliona scicca. Bella, Nubiciù, giovane, 19 anni. E a sori moglie, ma. tua cognata. Già, quella a quanto tempo che si sta riammaritata? Ma chi lo stravagante lo padre? E che chi sa vuoi sposare e da fa 2 mesi di prova? Ah sì, lo so, non ha da fumare e non ha da bere vino. Sì, sei arrivata. Perché? E che ha da fare? E mo non ti posso dire niente. Ti dico solamente che se ti vuoi buscare quella bella donna, io fa tutto quello che ti richiesta, come facetti io. Io per 2 mesi mi sacrificai, ma appena sposata, mi ha già scontato tutto cosa. Ma Giovanni, parliamoci chiaro. Tu perché l'hai proposta a me? C'ha da essere uno scopo. Sicuro, lo scopo c'è sta. Tu sai che a me mi è sempre piaciuto mi spassare e a teatro, a divertimenti, a Piero e Figliola. E come non mi ricordo? Mi ricordo che a Nocera mi facesse una mazziata per causa tua. Attende che non ti ricordo buono. Giovanni, state zitta, perché noi abbiamo buscato sempre. Ti ricordo? Mi facevano che l'impazzia. E che vuoi? Io quella vita non l'ho mai potuta dimenticare. E quando posso fare qualche scappatella, io la faccio. Un padre e moglie, ma è una corazzona. E dopo la prova che mi ha visto fare per 2 mesi, pure se mi vedesse abbracciata con una figliola,
dice Ria che sei ingannato. E io, che scusa la professione medica, ma vado spassando a meglio. È moglie te. La moglie, ma per carità, non ce ne faccio a donare. Capisci? Le cose sanno sapere fare. Ora, Felice, se sta figliolo si sposava nata, uno qualunque, capirai, chi traseveri da casa e io finivo di far spezzare. Hai capito? Chi scommigliava tutte in brogliatoia. Perfettamente. Se invece da sposa tu, tutte e due ci potremmo spassare a piacere nostro. Ma sta prova che chi lo può fa? E niente, se la vuoi fa, la può fa. E poi, oggi fatto io, non la può fa tu. Felice, tu la fa per forza e per un sacco di ragioni. Primo, per ti sposare una vagliona scicca. Secondo, per ti pigliare 80.000 lire dote. E poi, per ci spassare a piacere nostro. Basta mo, ti voglio presentare a una sarturella che io ci faccia corta, ma una vagliona scicca assai. È buono? È buona. Io ho l'idea, è una ciaciona. Stasera te ci presento. Anzi, mo che ci penso, a Duchella non te ci posso portare. Io a che la diritto che mi chiamo Felice Ciosciamocca. Come? C'ho sciamocca! No, Felice, dicevo che se ti ci presento, poi qualcuno ti può conoscere. No, Giovanni, io non mi voglio compromettere. Felice, ti porto da una certa Faustina, una ballerina. Pure una ballerina, mannaggia l'armatoia! Aspetta, Mariuccia, venite! Chi è? E Don Pasquale, o suocera. Felice, fa tutto quello che ti dicesse e non te ne incaricare. Ma come la pensa? È molto austero. Zitto adesso. All'anno la capra annecchia? Mio caro genero, Vi bacio le mani, mio caro suocero. Cara Giulietta, ma che? Che è stato? Niente, ha mandato pure. che saccia, dice che ieri sera ti sei ritirato tardi, io c'ho la geritta, forse ha visto che fa. Sicuro. Andai a una conferenza medica. Hai visto? Già, e voi le date sempre ragione. Voi lo credete che facete Ma voi? certamente che faccio bene, che mi pigliate per cocco stupido. Io so riconoscere le persone. Don Giovannino è un bravo giovine. Don Giovannino è un birbonto. Zitta! Io birbante. E che so sti parole? Quando mai hai parlato così? E mi dispiace per quel giovine. E perché ve ne siete andati? Felice, vieni qua. Perché te ne si chiude l'opera? Per non sentire gli affari vostri. Perché all'anno estivo? Venite qua, venite. Abbi pazienza. Sono piccole questioni di famiglia. Ti presento il signor Don Pasquale Braciola, padre di mia moglie e di quell'altra fanciulla, Mariuccia. Papà, vi presento Don Felice Ciosciamocca di Nocera, dottore in medicina, giovane di illibatissima condotta e di belle speranze. Piacere tanto di conoscerla. Anzi, sono io il fortunato ad aver... Basta, stai zitta. E dunque, non mi dispiace. E vorreste sposare mia figlia Mariuccia? Se credete, sarei troppo fortunato a sposare una figlia con un padre così onesto e così gentile. E vi dico che se succede questo, io sarò... Basta! Troppi chiacchiere. A me gli uomini che parlano non piacciono. Voi sapete a quale prova vi dovete assoggettare? Non lo sapete? Non lo sa. No, non sa ancora niente. E mo vediamo. Non lo sa. Comandate, Sedi.
Che ha detto? Sedie. Ho capito, sei. Chiunque viene, non lo fate entrare. Va bene, eccellenza. Dunque, signor Don Felice, scioscia. Uè, non mi ricorda do scioscia. Scioscia a mocca. Scioscia a mocca. Sentite bene quello che vi devo dire. Tutti i padri che hanno le figlie da maritare tengono l'uso che quando si presenta un giovane qualunque, dopo di essersi appena informati, lo ammettono in casa e lo fanno sposare. Io no, io tengo un altro sistema. Chi vuole sposare mia figlia Mariuccia deve fare esattamente 2 mesi di prova in casa mia. Prima di tutto non deve fumare. Sapete, una giovinetta ben educata il fumo non lo può soffrire. Secondo, non deve bere vino, perché il vino prima di tutto fa male. E poi, la verità, l'uomo che beve vino a me non piace. Ma non può miscato con l'acqua. Niente! Pozzo morire subito. Terzo, a mattina sa da sosrambresse, alle 5 in punto, deve fare il caffè per tutta la famiglia. Dovete tirare 6 cati d'acqua al giorno. E perché vi siete alzati? No, niente, diceva, e se ne tiro di più. Non fa niente, meno di 6 no, ma se ne tira 10, 12, 15, non fa niente. 30, 40, 50, ha giunto qua a tirare l'acqua per bagna. Dovete pulire le scarpe a me e a Don Giovannino. Siccome poi io fumo la pipa, dopo pranzo me la caricate e me la portate. Poi con le donne dovete essere freddo, impassibile, insensibile. Insomma, se mi capita incontrare con quella bella figliuola, non ve ne vedete le capa, cioè non vado a muovere. E questa è la prova più essenziale. Quando avete fatto questo, per lo spazio di 60 giorni, sposerete mia figlia Mariuccia con 80.000 lire di dono. Altrimenti sarete cacciati fuori dalla porta come diversi altri. Che rispondete? Ecco qua, io vi volevo dire, Don Ma che Pasquale. deve rispondere? Amico mio, è un uomo modello e sono sicuro che questa prova non lo sgomenta. È vero che non ti sgomenta? No, io non mi sgomento. Dunque, accetta! Accetti? Accetto. Ah, bravissimo che accetta! Bravo! Mario, e che ti sposati la mozia? A me, ma che si mi sperde? E che non fa vedo arte, che non sei fatta manca per più! Basta mo, E da questo momento, resta intesi, daremo principio alla prova. Giovanni, Giulietta, Mariuccia, venite, andiamo. Queste sono cose pazze. E come faccio? Lui mise sta vita, tira 6 cati d'acqua pulezza e scarpa. E che mi sono messo a 20 lire al mese a mangiare. Che femmina non me ne c'è le capa. Vedete che ragionamento. Mi pare che sono qui, che ne ho sangue, che sta a la capa. Dall'altra parte poi, se arriva a fare questo per 2 mesi, avrà rifatto il colpo, si tratta di pigliare
80.000 lire d'oro. E la voglione è buona assai. E poi che Giovannina non ne ha fatto, come ha fatto Giovannina e lo posso favorire. Poi, quando sono passati i 2 mesi e poi ne parliamo. Sangue in bocca, Don Pasquale, aveva ascoltato che non aveva fatto. Sente una puzza di sigaria. Io pure. Avete fumato? Io? No. Come no? Io sento una puzza. Pardon. State buono. Ha già perso 80.000 lire. E chi se che sono? Sono Mazzuno. Dunque, fumate? Sì, signore. Io fumo. Ma da oggi in poi non fumo più. Quando sono venuto, io non lo sapevo. E va bene, avete ragione. Quando non lo sapevate, vi giustifico pure. Chi sicca mette in ghia, mi servono 20 a pippa. Però, Don Felipe, vi raccomando. No, io non c'ero che dentro i mesi. Vedi che quando è Giovannino, si è pigliato un quarto di mazzuno, rosso che questa maniera. Vedi che il Giovannino mi sa che poi mi ha messo. Poi, e chi sta chi è? Voi a chi aspettate? E che ne saccio? Ma ne rimasto qua, poi non so. Sì, ma voi chi siete? Ah, io sono Don Felice Ciosciamocca di Nocera. Ah, voi siete Don Felice Ciosciamocca. E bravo, n'ha già assai piacere. Voi siete lo sposo? Sì, signore. E proprio volete sposare Mariuccia? Sì, signore. Ah, che piacere! Che bella festa che avemmo fatto! Avemmo fatto l'orchestra, avemmo ballato, ci volemmo strenare! No, io che sera mi avete a ballare! A balla? Ma chissà chi sarà? Non ci capito. Sarà qualcosa pazzo. Ma me la vaga. Permettete? Arroiate! Qua, nella stanza dell'amico mio. E voi volete che c'è passata? Papà vuole che faccia le cerimonie allo sposo. Voi vorrei che fa? Si se ne va in capo. Ne mamma ha aiuto. Vuoi che vede? Sta unito con Edoardo. Scusate, voi siete venuti appresso a me? Sì, che volete? Mi siete simpatico! Ma non mi avete detto ancora chi siete? Io posso camminare con una rete che non conosco? È giusto! Volete sapere chi sono io? Ah, là sta la signorina! Domandatelo a lei! Oh, signorina, Oh, carissimo Don Felice. scusate, quel giovane chi è? Ma quello là, quello è un povero giovane, uno che soffre un poco con la testa. È un poco pazzo. Sì, signore, sbarea, capite? Io ti dico sciolto per casa. Meno male che siete venuti voi a tempo. Io non mi potevo levare torna. Dunque, speriamo, signorina, che dopo questi 2 mesi di prova... scusate, ma perché non ce ne va là? Ma non lo date retta, parlate. Dunque, speriamo, signorina, che dopo questi 2 mesi di prova io posso essere vostro marito e così godere con voi per tutta la vita. Oh, io aspetto questo momento con gran piacere e mi sembrano 1000 anni
di potervi chiamare marito mio, caro. Oh, signorina, queste parole mi consolano. Noi quando saremo sposati, io non sarò vostro marito, io sarò il vostro schiavo, sarò il vostro cazzuttiello e voi per me sarete una pupatella. Non mi staccherò mai da vicino a voi, basta però che mi volete bene. È questo che la dicete a fare? Io, appena l'ho vista, ma gli si sbatterò con l'ambetta e mi sento che non posso stare senza voi. E che sta sapeva la femmina? Sì, e quando una femmina si vede tradita è capace di qualunque cosa. Ma tradita da chi? E da te, birbante, assassino. Da me! E da te, sono 4 giorni, che non ti si fatta manco vedere. E sono stato a Roma per una commissione! Ed era meglio che non ci tornavi più. Era meglio che non ci tornavi più! Sì, e se te ne vai, fai meglio. Se me ne vado faccio meglio! Uè, non lo fa. Senti, sì, te si vede papà, tu mi fai inquietare. Ma dimmi una cosa! Facciate pazienza! Guidate, la faccia qui! Prima si viene si fa. Ma dimmi una cosa! Ma tu mi volevi così bene! Ma con me che ti sei cagnate di questa maniera? Perché a papà non te la viva mai a disgustare. Che la sera ti facesse trovare in biliardo, un'altra sera ti facesse trovare imbriaco, poi non volesse fare la prova. Tutte queste cose hanno talmente indispettito a papà che mo non vuoi sentire più un nome tuo. No, io ti giuro, Mariuccia mia, che io non vorrei più quello che hai fatto. Io ti voglio arrangiare bene più di prima. Ma dimmi che non ti sposi a questo ragazzo. Dimmi che mi va bene. Ma sì, ti voglio bene. Tu sei il cuore mio. E prima mi sposacchi lo turzi e carciofoli, ma magari gli carità non puzza. Ah, Mariuccia mia, tu queste parole mi pare tornare a nascere. Rimane sera, venga a parlare con padre di un'altra volta. Ma ci vuoi annanzi a dire e sono sicuro che ci farà contento. Oh, mamma, vattene, per carità, vattene. State buoni, ciacionamento. Oh, papà, vattene. Che sono sti baci? Mario, parla! Che ci parla, che non mi fine nemmeno di dirlo. Chi era lo buono giovane che avevo trovato? Chi era lo sposo che mi voleva lavorare? Sono asciutto qua fuori. E mentre stavo parlando, mi ha afferrato e mi ha baciato a me. Quando mai mi era successa una cosa di questa? Quando mai un giovane si era preso l'ardire di baciarmi? A me, sconsumato, lazzaro ineducato. Oh mamma mia, che scorna! Mannaggia allarme mamma! Signore, uscite fuori di casa mia e non m'azzardate mai più a metterci il piede. E mi dispiace per voi che me l'avete presentato. Uscite! E ringraziato Cira, la papà non va via da cavuscio. Mannaggia l'armatore, ma giovane come posso fare capace? Tu, perché te ne si chiude capa? Ma chi se ne aiuta le capa? Scusate, ma voi mo siete venuto, si può dire, non ne conoscete ancora, signorina mia, per chi l'avete pigliata? Quella è carta bianca, è carta rasata. Ma tu qua carta bianca e carta rasata? A signorina tua, o sai a quale qualità di carta appartiene? A quella carta che usa Maria Tavernara, un coppia quartiere. Io sai che c'ha la voglia la rinda? Che c'ha la voglia? O pesce! Tutto all'ordine. Questa è una stanza proprio fatta per uno studio. Qua stanno bene. Mariuccia! Che volete? Don Felice a dove sta? Ah, non ne saccio. Ne, piccere.
non mi rispondere così. Ricordati che sono tuo padre. Che te pensi che mi hai scordato la figura là da sé? Mortificai tanto quel povero giovane di Don Felice. Intanto i baci te li aveva dati quello scapestrato di Edoardo. Come sempre, se non era per quel buon giovane di Don Giovannino, chi se ne sarà aiutato senza dirmi niente. Ma voi perché quelli che erano giovani che a me non mi piace? Non ti piace mo? Ti piacerà appresso. Già, ti volevo dare Edoardo, lui ucatore, un bruglione, un dissoluto. Ma chi lette che mo fa tutto quello che ha volete voi? È troppo tardi, mia cara. Adesso ti ho promesso a Don Felice e la mia parola di notaio non va indietro. Quel povero giovane sta facendo esattamente la prova da 2 giorni. A forza mi volete sacrificare, proprio come avete fatto con Giulietta. Che cosa vuoi dire? Don Giovannino è la perla dei mariti. Ma va, farete voi che avete fatto stamattina. Assolutamente, mi voglio spartare marito. E che sono sti parole? Sono parole che le dico e le sostengo. Il signor Don Giovannino, il giovine da voi tanto protetto, il giovine di buona morale. Avevo conservato nella scrivania questo biglietto. Leggilo. Caro Don Giovannino, sapete che ho tanto bisogno di vedervi, di aprirvi l'animo mio, e voi non vi fate vedere. Venite subito, ma però quando non c'è il mio padre. Vi aspetto, Emilia. Allora, che ne riuscite? Chi sia un buon giovane che avete da solo, ma e questo è niente. Stanotte si è ritirato alle 2, briaca. Briaca? Briaca. E d'indosso quando riceve nato bicchiere, Teresino un pazziano. Teresino un pazziano. Poi, rinda, sacco rosso rapido, oggi trovato sta pertenessa. Mo credi che siete convinti? Credi che tutte queste cose va bastano? Credi che siete convinti che è un birbante, che è un assassino? Niente, non voglio vedere più, non voglio sentire manco a nominare, non voglio spargere e non proprio! Ha ragione! Calma, cerchiamo di sapere prima, di chiarire, di vedere Ma che chiarire? Le cose sono chiare abbastanza! Calma. Le cose non le facciamo precipitare. Comandante, Don Giovannino, dove sta? non pare che si sta sussuto perché oggi visto affaccia alla finestra. E Don Felice? Don Felice si è asciugata, si è ricettata a camera sua, si è fatto il letto e mi pare che stia pulizzando le scarpe vostre. Oh, vedete là, eccolo là. Dì a Don Giovannino, che voglio proprio il capo, lo fai venire io. Subito. Vedete quanto è esatto sto giovane? Che bella cosa! Bravo Don Felice! Grazie. Vedo proprio che siete un buon giovane. Io sono fisionomista, sono sicuro che sposando mia figlia Mariuccia la vorrete bene assai. Oh, più degli occhi miei, è così graziosa. E stai fresca! I secati d'acqua li avete tirati? Non ancora, sempre verso le 10 li va a tirare. E vi assicuro che l'unica cosa che io faccio a stento, so 27 canne e fune che già tirò a ieri sera, o pietro e braccia non mi senteva. Mio caro, bisogna sacrificarsi. Quando l'hai fatto? Per 60 giorni? Ma ne va cosa Leonardo? E perché? Perché troppa tanta stienta la va tocca. A voi mi venite a trovare che sto cuccata, rindano le tequila.
Volete pazziare? Hai pazzia? Basta, Don Felipe, vi devo parlare. Vivamo scherza a mesa. Io vi ho assegnato questa stanza. Ne ho fatto uno studio per le visite in casa. Poi per Napoli ho fatto mettere un manifesto così concepito. Felice Sciosciambocca e Giovanni Pastelli. Il secondo per le malattie nervose e il primo, come mi diceste voi, per la cura della verruca, ossia del porro. Sì, io levo i porri. Venite e pulizzate. Essi danno consultazione gratuita dalle 10 alle 12, via Guantai Vecchi numero 2 Napoli. Naturalmente, Don Felipe, questo l'ho fatto per farvi acquistare clientela, per farvi acquistare nome, però voglio la riconoscenza, voglio che voi mi parlate chiaro. La sera andate unito con Don Giovannino, dove andate? Come dove andiamo? Don Felipe, la verità, Andiamo facendo visite. proprio visite? Beh, sì no, dove dobbiamo andare? L'altra sera però vi siete ritirati ubriachi. Briaca. Sì, briaca! Zitta tu. Sangue bacca, chi sta sanno tutte cose. Ecco qua Giovannino, mo vi dice lui stesso. Che cos'è? Queste sono cose curiose. Dice che lui ieri sera ci siamo ritirati ubriaca. Ah, e chi l'ha detto? Don Pasquale. Voi. Sì, io, Don Giovannino. Guardatemi, che vi devo parlare. Ma che sta? Chi sta sanno tutte cose. Voi sapete che io vi ho sempre voluto bene, vi ho sempre stimato e vi ho sempre ritenuto un buon giovane. Però ho saputo delle cose che toccano troppo il decoro della famiglia, fanno vergogna. Queste parole io non credo di meritarle. La mia condotta è illibatissima. E allora, Don Giovannino, leggete e discolpatevi se potete. Diavolo, a lettera d'Emilia. Mio caro suocero, io vi parlo francamente. Se Giulietta seguita a darmi tanta collera, sarà meglio separarci, una volta e per sempre. E perché fin quando eravate voi a mortificarmi, pazienza, ma essere mortificata da lei, una donna, no, questo non lo posso sopportare. Che cos'è questa lettera? Chi è che la scrive? Lo volete sapere? Lo volete proprio sapere? È una povera giovinetta che si trova in stato interessante e non vuole farlo sapere al padre. A chi volete che si rivolga la giovinetta? Al medico. E che cosa scrive? Caro Don Giovannino, sapete che ho tanto bisogno di vedervi, di aprirvi l'animo mio, e voi non vi fate vedere. Venite subito, però quando non c'è mio padre. Vi aspetto. Emilia. Dilemma. Volete che faccia il medico? E allora devo visitare uomini e donne. Non devo visitare le donne? E allora non faccio il medico. Ma fatta fa che sta figura, vedi? Mamma mia che brigliona. Lo vedi? Ma a ieri sera, perché puzzava di vino? Noi puzzavamo vino. Mi ingannate. Aspetta, sì, mo che mi ricordo. Quell'alito sembrava vino. E invece Felice, che cosa? Vino. Noi puzzavamo vino. Mi ingannate. Io. Aspettate, mo che mi ricordo, quell'alito sembrava vino e invece Felice, che cosa ci sorbimmo? È il bello della diretta. Giacca time, Luchila e Beretta.
Ma qua peretta. Lo sorte sovra. Ma qua sopra è rimasta. Ieri sera, nel ritirarmi, sentii un po' di dolore di stomaco e mi fermai là alla farmacia della cantonata. E mi bevetti 2 gocce di liquore anodino, un coppana di zucchero. Voi sapete che fa tanto bene allo stomaco. Sì. Già cattai, ma non vuoi che liquore anodino sopra una pietra di zucchero. Voi sapete che fa tanto bene allo stomaco. Ma pigliate che sta chicchera, pigliate. Sì, ma Rito suona, perché diceva nato bicchiere, sì, non pazzia. Dici tu, ora ma ieri sera? E cacciati. Ieri sera andammo a casa di una signora che tiene una ragazza ammalata che si chiama Teresina, che tiene 8 anni, la quale invece di prendersi la bevanda voleva pazzare capo patella. E io le dicevo: Teresina, nato bicchiere, non pazzia. E posa pupatella. Ieri sera andammo a casa di una signora che tiene una bambina ammalata, Teresina, e tiene 8 anni. A lui non ci detto: ma nato bicchiere, Teresina, non pazzia, posa la pupatella. Forse l'abbiamo ripetuto nel sonno. Giulietta mia, ma non ti mettere questi pensieri. Io sulla te voglio bene. Ma io sapevo. Ma io vorrei sapere un'altra cosa. Vuoi sapere un'altra cosa? Tanta carta fa che già da fa busca. Rinda sacro sopravvita posta. Hai trovato sta pertenessa? Non credo che sia di qualche ammalata. Diavolo, la pertenesse di Teresina. Che buon repariamo? Vedi, mo ya parla tu. Don Pasquale, questa è una pertenessa. E Don Felì, grazie alla notizia. Questo è il modello di un'invenzione che ho fatto io. Questo è acciaio e rame, misto a una composizione galvanica, e appena una donna se lo pone, le passa immediatamente il dolore di testa. Io mo ne faccio fare 1 migliaio e le metto in vendita. Questa è una pertenessa, è una scoperta che abbiamo fatto noi. E appena qualunque donna se la mette, la passa immediatamente il dolore di testa. Mo ne facciamo fare 1 migliaio e le mettiamo in vendita. Felice, questa ieri sera ngapacchiamo a tetta, ma Ngapa Anucana. qua cane a me detto ma ngapa un cantante e l'appellare passai il dolore capo. E sta scoperta l'hai fatta tu. Io E perché non mi hai detto niente? vi volevo fare una sorpresa. Pure io, come voi, non mi dessero dolore capo, papà. Hai visto voglia di tendere sul dolore di capo? Che bravo giovane! Perdonami per le parole che ti ho detto. Don Felì, scusate. Quando si prendono degli sbagli. Giulietta lo fa per troppa affezione. Ditecelo voi che noi dobbiamo fare delle invenzioni. È vero, Felice? Inventate! Non dubitate! Ti si fatte capace, mo, o no? Sì, Cioè, sì. tutti sti tuoi dubbi, Sì. o no?
No. Non mi sono fatta capace, Signor, ora c'è stato un signore che vuole parlare con voi. E chi è? Non mi ha voluto dire. Ha detto, se non l'ho dato di ricevere voi non trassa. Va troppo, chi sarà? Permettete un attimo, permettete. Ma voi si secate l'acqua quando è chiata a tirare? Là non ce ne sta manco un po' in la cucina. Mo. E chiamia. Che se tu si sega l'acqua mi tocca l'irba. Giulietta, ma che? Stai ancora in sospetto? No. Giovanni, tu a me non mi porta per picca. Tu a me non mi imbroglia. State attenta e cammina dritta. Tu ti credi che io sono papà? Che se ne fa papà facilmente? Io capisco. Io ti leggo in dall'occhio. State attenta, che una volta che sta, me ne va che capa e ti faccio un paleatore numero 1. Ma siete messi d'accordo, tu sei carciofola, Tu ricevi una cosa e si rispondeva a proposito, un dolore stomaco, o di granatina, poi pure te ne va dolore stomaco, certamente, la pettinissa, l'invenzione galvanica, Teresina, che invece di bevere a bevanda, voleva paziare la pupatella, certo. Sbaggia, fai una pupatella tutte e due in coppa all'occhio, come io. Ma voi a chi siete venuti a arricchire? Chi è stato? Che se ne è venuto a fare la prova? Che mi vuole sposare? Ma io sapete che vi combine, io prima notte sposalizia e pire sti due redelle, io vi metto in canna e vi strapoco! Avete capito? E io vi ringrazio tanto! Ci vediamo la prima notte! Non Laurienza, che le dice così? Comunque, io stasera mi sto qua, ma avete paura di andare a scuola? State zitto, stupido! Noi stasera abbiamo ieri Faustina. Ti, chi sto biglietto che mi ha fatto trovare? Ieri sera un coppo caffè. Quindi si viene qualcuno. Chi sto non mi fa guida. Domani sera ti aspetto immancabilmente a casa. Ho ricevuto un invito a una festa da ballo e voglio essere accompagnata da te, Faustina. E che sta chi è? E che la ballerina che ti ricetta, a guagliona scicca stai. A basta, che non è si guagliona, non bene né ca. Ah, questo è impossibile. Io sta casa non ho imparato a nessuno. Dunque, tu stasera io venì. Venga, caccia qua. Ci volimmo spassafeli. Io mo esco, mi vado a cambiare soprabito. Io mi vado a tirare e segata l'acqua. Uè, mi raccomando, non ti fa scanaglia, non ti fa sci, manca una parola da bocca. Ecco, mi ha pigliato per una creatura. E lì, portiamoci sempre così. Sì no, comiamo in galera. Favorite, signore. Grazie tanto. Accomodatevi Grazie. Io sto sempre ai piedi. e fate come vi piace. Ma scusate,
Voi chi siete? Questo non ve lo voglio dire ancora. Sono un povero disgraziato. Ho perduto pace, riposo, appetito, tutto. Forse una donna. Una donna, un angelo, un bijou, la quale, dopo 8 mesi d'amore, di promesse, di giuramenti, stamattina ho scoperto che mi tradisce. Vane, birbante, briccone. Ma chi? No, lei. Ma questa dama, chi Si chiama Faustina Cocolicò, una delle 8 ballerine della prima fila del San Carlo. è? Ah, è una ballerina. Sì, ballerina, ballerina. Ho sciupato tutta la mia fortuna per lei. Ma scusate, voi siete di certo che convinto che vi tradisce? Avessimo pigliato uno sbaglio. Sbaglio, quello è il suo cielo, ma non è uno sbaglio. Con 20 lire che ho dato alla serva, mi ha detto che stasera la signorina va alla festa da ballo con un giovanotto. Figuratevi, appena ti saputo questo, ho comprato 2 revolver. A dove? Eccoli qua. So bello, ma poi la vita caricata. Sono già cari. Non mi gusta in faccia. Stasera mi metto a basso palazzo. Appena vedi che scendere, boom boom, e spara tutto a due. Statevi attento, perché se non li cogliete, che il boom sparisse a buio. E a questo ci ho pensato. Perciò sono venuto da voi. Per fare testamento. Uè, chi è proprio un pazzo? Ma riflettete bene. Non c'è che riflettere. Ho deciso. O la giro o so acciso. Fate come vi piace. Ma stasera mi secchi pure la verità. Giusto stasera mi nasce questa combinazione. Poteva essere rimane. Uè, perché? Perché stasera sono aspettata a casa di donna Annunziata Caramello. Donna Annunziata Caramello, la signora che abita a Largo Carità. Perfettamente. E come la sapete? E la conosco perché Gaetano, che è il mio parrucchiere, è anche il suo parrucchiere e me la propose come cliente. E lei mi propose un contratto matrimoniale da stipularsi tra sua nipote Cecilia e un certo Don Attanasio Pinusicco. Pinusicco, sono io! Siete voi, un cognome sta proprio da. Sì, io, antico amico di donna Annunziata. Sua nipote Cecilia stava a Roma a casa di un suo parente e stamattina è venuto in Napoli e sua zia mi ha invitato questa sera onde farmela conoscere. Ma perché? Voi non la conoscete? Non l'ho già vista mai, ne la sposerò. Riguardo al testamento, ci metteremo d'accordo. Se non mi vedete più, è segno che sono stato acciso e dite, è morto quel povero giovanotto. Povero giovanotte primo pelo, in ha già visto pazzo, ma con me chissà non ce ne stanno. Casita. Bella figlio, ma voi a tutto hanno un'iraca. Ma qua ce ne stanno 2. Don Giovannino e Don Felice Ciosciamucca. Che sul loco va trovando? Don Felice Ciosciamucca. E aspettatemi, che mo vado a chiamare. Ma voi forse non vi fidate? No, io sto buoni saluto. Quando dico noi parrella al signor dottore e me ne vado. Che sto parli in una maniera, voglio sta sotto. Ne bella figlio, se non si tratta di malattia, è meglio che maniata. Perché qua, stai casa, che la caissa sa da sposare, e si va vera, capite? Che lo caisse sa da sposare? Don Felice Ciosciabocca, sposa. Sposa? Si piglia la figlia del padrone mio. Fame, scellerato, che sta saputo fare? O voglio acconciare io voglio? Ne bella figlio, ma che sta? Come che è stato? Chi l'ha fatto mettere una passione a che la povera sora mia concetta, la quale fa la santa e camba con la fatica. Ma sta ringoletto da freva e m'ha mandato a chiamare e m'ha contato che figlio un birbante sa mi sa fa morire con una ballerina, una certa Faustina. Ma a cuore indietro, sposo puro. Ma voglio mangiare vivo, ma voglio addossare. Aspettate,
Ma voi come avete appurato che se vede a seccare? La letto un bacio manifesto che stanno per Napoli. Ma allora non lo conoscete? No, io non l'ho visto mai, perché io non sto in cammino di sono. Io sono ammarotato, capito? E se stavo in da casa, io non ci mettevo per. Si approfittai della bontà della povera picciorella. Dico che appetista! Addotta! Aspettate, ma vado a chiamare. Poverino l'uomo, sta venendo. Oh mamma mia, i momora, obiet, non mo santa. Chi se Don Felice lo sciambù? Chi sei Don Felice Sciosciamocca? Dottor, sta signorina va tranne a buia. A me? A buia, io me ne vaga. Non c'è male. Voi siete Don Felice lo sciambocca? A servirla? Favorirmi sempre, ma pare che mo scusate. Mi piglia a Mariuccia, a figlia, lo padrone di casa. Ah, a figlio ero padrone casa, bravo! Ma che so, voi avete una faccia che vi sentite? Come sengo? Mi sengo muovere tutta a normatura. Ah, allora vi siete diretta malamente. E il dottore Pastetta è quello che dovete consultare. Lui cura tutte le malattie nervose. Io levo i porri. Io ho bisogno del dottor Sciosciamocca. Va bene, allora te ne raccolgo pure. Dunque, accomodatevi. Non mi mettete soggezione, ditemi, a Dotonita, Che cosa? o porra. Oh, vuole l'arme mamma, ma voglio che vai in buono con chi? Io so Bettina, a sore Conciottella la sarda. Ma io non conosco né a voi e né a donna Conciottella. Birbante assassino, come? A roba che ne hai fatto mettere che è la passione? A roba che si è fatto mezzo con casa toio? Tu, Ricio che non la conosci, siendo un famo assassino, tuo virus col tulluccio, e se non viene, ma proprio pubblica il tesoro, ma non pezza tutto quanto vuoi! Mannaggia allarme mamma da! Vieni Che conmigo! cos'è? Che Che succede? sta pazzo! Io non la Ma conosco! conosci appresso! Voi chi siete? Io so Bettina, a sore Conciottella la sarta, questo infame assassino ingannato. Sangue e bacco. A sole Conciottella. Vieni conmigo! Ma tu? Donna Bettina, voi avete preso uno sbaglio. L'innamorato di vostra sorella sono io. Buio! Sì, signore, mi cambiai nome per certi affari miei, ma io le voglio bene e vi giuro che la sposerò. Non è vero, voi mi ingannate! Io non mi inganno. Questa sera verrò, sicuramente. Io venga. E voi come vi chiamate? Il mio vero nome è Luigi Finocchietto. Veramente? Parola d'onore. Felice, quando dico parola d'onore io... Allora non lui sentite. Io me ne vado zitto. E aspetto fino a stasera. E se non venite a casa Solomo, come mi avete detto, il domani vengo qua e arrivato a casa. Io sono un galantuomo e la mia parola non va indietro. Va bene. Ne, scusate se faccio ritornare in parole. Niente, per carità! Dunque, io aspetto. Statevi bene. Mannaggia l'armatura! Come? Vai a dire a quella che ti chiama Felice Sciosciamocca! E ne va a dire un nome mio. E fuori ce lo mia! Ma come cancro ha fatta pure sta casa? Non me l'ha curata! Chi le Don Pasquale ha fatto mettere manifesta per tutta Napoli alle 36 casale! Ma già dice buona, mannaggia l'arma dei manifesti, mannaggia. Signor, ora
c'è sta la signorina? Chi si ho biglietti di visita domandata? Faustina Cocolicò. Mannaggia l'armasoio, e come era venuto in capo e venire qua? Felice, questa è una giovane ammalata che mi è stata raccomandata da una mia paziente. Ti prego, lasciaci soli. Sai, sono cose delicate. Oh, si capisce, si capisce. Fai gli affari tuoi, io mi ritiro. Oh, chi stette a tuzzina? Ma posso farla sì? Sicuro, fatela entrare. Accomodatevi. Grazie tanto. Io me ne vado. Va bene, andate, Me ne vado. andate, andate. Fausti, ma che ti è venuto in capo e venire qua? Perché? Che male c'è sta? No, niente di male, ma capisci? Io tengo che fa. Questa è l'ora delle visite gratis. Io ho voluto venire con forza, perché donna Atanasio Pirosicco, che lo vecchio che mi va a sposare, non ha creduto che stasera vado insieme come la gerita. Se ne è più che infuriato e sono sicura che stasera mi fa spia. Perciò sono venuta per dirti che invece di venire a pigliare a casa stasera, vieni alla trattoria o larga la carità, ti scenga, pigli una carrozzella e venga. Vabbè, ho già capito, ma noi mai. A una festa e balla, ho avuto l'invito fino a casa. Questi sono i biglietti, conservali tu. Vabbè, ho già capito. Allora ci vedremo stasera. Mo va a te, che tengo che fa? Ma che saccio, tu sei tutto stralunata. Sto tutto suonato, capisci? Io già farò un consulto. Allora state buono, ci vedremo stasera. Va bene. Bene Lucento. Io non mi voglio favorire. No, può no. essere come conoscono. No, no. Vattene, trasacca. Mo te lo faccio io a casa. Andiamo, andiamo. Alla trattoria. Aspettate, madame de Dio, non sei liberata. Che se mi va da casa la bambana? Che frasi che esce, non si capisce niente. E mo che fine di fa? Dottore? Voi non ci potete mai credere. Fuori ci sta una signorina che è tale e quale a quella che si è passata a Camomò. 2 gocce d'acqua. Ma che si muore chiuso? Ma cose pazza. 2 gocce d'acqua. Cose da non credere. Mo e faccio la sua stessa. Accomodatevi. Grazie. Ma Cecilia mia, e lascia una volta questo malumore. E questo che cos'è? Non sacci più che ha già fame che vede contenta. Non fossimo mai aiuto San Carlo. Eppure mi pare che ha già fatto tutto quello che desideravi. Stasera do una festa da ballo. Prima per farti vedere quella giovinetta e poi per farti conoscere il tuo futuro sposo. E dunque, statta allegramente. Stai fresca. Alberti, amore mio, chi le va già sposato? Oh, rispettabilissima signora. Caro Don Pasquale. Accomodatevi. Grazie. E questa è quella figliuola che si deve maritare. Sì, signore. Stava a Roma, in casa di mio fratello, il quale, siccome ha dovuto partire per affari suoi, e così me la sono ritirata in casa mia. Come vi pare? Non è una bella giovine? Bellissima. E come si chiama?
Cecilia Fiorelli, ai vostri comandi. Preghiere sempre. Essa non si poteva mai credere che io le facevo trovare lo sposo a Napoli. Quando ce lo dissi, si meravigliò ed è anche un buon partito. Un certo Don Attanasio Piro Sicco. È ricco, è di buona famiglia, non è brutto, no, soltanto che non è tanto giovane. Ma che fa? Il marito non deve essere giovane. Si capisce. E quando si farà il matrimonio? Subito, stasera si conosceranno e per il mese entrante si potrà effettuare tutto. Bravissima. E intanto sta di un umore così cattivo che voi non vi potete immaginare. Stanotte se l'è fatta piangere tutta la nottata. E perché? Perché? Mo vi dico io. Dovete sapere che mia sorella buonanima diede alla luce 2 ragazze gemelle. Ad una pose il nome di Cecilia e all'altra di Faustina. Cecilia è questa. Faustina, 7 anni fa, si mise a far l'amore con un giovane e siccome non teneva niente, era uno spiantato qualunque, mia sorella era ostinata a non darcelo. Così, un bel giorno, piglia Faustina, afferra Faustina, non c'era più Faustina. E dove era andata? Chi lo sa, credo che dovette cadere nel pozzo, se ne fuggì con l'innamorato. Ho capito. Ma non piangete. Cecilia, e basta mo', è che ne volete prendere una malattia? Era lei, ne sono sicura. Ma che cosa dice? Ecco qua, mo vi dico io. Ieri sera la portai al San Carlo per farle vedere il ballo nuovo. Mentre stavamo tanto bene, ad un certo punto uscirono 8 ballerini, tra le quali ce n'era una che colpì tanto Cecilia. Le somigliava perfettamente. Incominciò a dire che quella era la sorella, che quella era Faustina e che assolutamente ci voleva parlare. Francamente, Don Pasqua, vi dico, rimasi stordita pure io. Fra le altre cose, domandammo a un signore che stava con noi, il quale ci disse che si chiamava Faustina Cocolicò. Vedete che combinazione a confrontarsi persino il nome. Questa è proprio bella questa. Sì. Insomma, per non tirarle alla lunga, per farla contenta, stamattina mi sono informata dove abitava e l'ho mandata ad invitare per la festa che do questa sera. Bravissima, bravissima. Così la vedrà, ci parlerà e chissà che non sia veramente lei con un altro cognome. È lei. Non piangere. E dice bene la zia. E poi non voglio che stai così. Lo sposo, vedendola di quella maniera, chissà che si può credere. Dice bene la zia. Oh, basta, Don Pasqua, stasera voi ci dovete onorare con le vostre figlie. E l'onore sarà nostro. Ma dove sono le vostre ragazze? E sono nell'altra camera. Sì, va bene, allora andiamo. Quando le salutiamo ed andiamo via perché accomodatevi abbiamo tanto che ve le da faccio fare. salutare, Va prego, bene, favorite. Grazie. Favorite, signorina. Felice, hai visto Faustino quanto è buona? Ha già visto. Intanto, tu spuzzolia, hai da cannella. Stasera ne volimmo fare zuppa. Io non ci ho visto un briglione, ma come te non ce ne stanno. Trasa, bella figlio, il tuo studio. Nata figliola. Dottor, sta signorina va trovando a buio. Teresì, che buono. Andiamo a navata. Don Giovanni, che la mamma mi ha fatto una mazziata perché non teneva la pattanessa. Io come là, a ieri sera l'ha detto a tenere mano a voi, ratamella. Mo non te la pozzerà, te la porto stasera, battenna. È impossibile, non me lo posso ritirare senza la pattanessa. Felice, dire se ci sta qualcuno. E io mo come faccio? Che la tengo padre e moglie venendo a sacca. Teresì, battenna, te la porto stasera.
È impossibile, non me ne posso ritirare senza la puttanessa. Io mo non te pozzerà, perché Atene o padre e moglie, ma io sono surato, capisci? Giurato! Giurato! Zitto, per carità! E datemi la puttanessa! Bene, troppa scuola! Sì, dice che tiene l'olore caro. Che male capo! Che vi sentite? Mi fa male capo! Papà, Tengo male capo! datemi la pettenessa. Tengo male capo! Eccola qua, Ho eccola male qua. capo! E adesso, come vi sentite? Benissimo, mi è passato! Grazie tanto, grazie tanto! Benissimo! Che puttanessa magica! Che piezze e batti l'occhio! Pirosicco, un sbocchio su borda, ma gioco sul vestito, ma ci mettere a ballare. Tutto è pronto, sto aspettando, una scrittura va a firmare, non appena camaranno, va fuori a debuttare. Ho scelto un nome eccentrico, fazzico, colico. Addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai Cocolico. Ne conosco tanto e tanto, che non so più meglio me, che lire che brillante, sono tornato e ritorné, a fortuna si è capito, goppettavo lo sofà, che fatica e chi è tacito, che risorsa può sperare. Ai zavette smuovato e levo che può. Addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai Cocolico. Vuoi ballare non serve il corpo, io partito che non ci vo. Vuoi ballette e mi metto in croce, che fai bizzo quanto piazza, ai più ricchi abitué, vi riposi fanno ammazzo, la tortissa non sa te. E che sapere tattico può nascendo se mo. Addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai Cocolico. Perderai Cocolico. E dinta all'ombra, casto coro, che non può dormire. E canta e chiagna, amore, amore, tu mi fai morire. Ma se tu senta sta voce tremare, non mi crederai.
che solo posto cuore che non può soffrire, un'aria serena posta amore che non può morire, st'aria serena e sto sola se tu non mi fa perdere sta gioventù, sta luna argento per te sospira ancora, più luce in cielo per me, una stella d'oro, il canto e muore per te, muore per te, che voglio bene sì, soltanto a te, Faustino. Te voglio tutta per me, tutta per me, che voglio bene sì, soltanto a te, Faustino. E nessuno sapeva ancora. Giusto stasera, sentite la combinazione. Don Gaetano, ha detto frate vostro che ci ha mandato un rite saponetto. Pigliatello tu stesso, non mi fa perdere tempo. Stato voi solo? Già, delle 3 giovani mie, una sta malata e 2 stanno a fare barba in casa. E come fa scito? Giusto stasera che è giovedì e carnevale e la gente per società e vigliuno. Ha girato l'incarico allo Sanzara e mi trova 2 straordinari. Ha promesso che mi mannava, ma fino a mo' non si è visto ancora nessuno. Oggi mi hanno a chiamare moglie mia Bettina, che si viene con qualcuno per si affittare a vedere in maschera. Ma fino a mo' non si è visto ancora. So solo con Manucano. Ma l'affare come vanno? Come Anna lui sei. Una volta se potevo fare parrucchiera, ma mo no. Io posso dire annanza, perché non pago persona. Ah, voi non cavate per solo? No, frate, si affittai al suo primo piano. E vedendo che era troppo rosso per la trattoria sua, mi ci retta sta cammarella. E se no, come faccio io? Ah, ci capito. A proposito, Don Gaetano, dicitemi una cosa. Chi è che la figliola che ogni mattina si affaccia a chi lupo una stella con buio? Ah, quella è una figliola che da poco è venuta da Roma. Si chiama Donna Cecilia, la nipote di una certa Donna Annunziata, la signora che si casò palazzo appresso. A zia avevo fa sposare un vecchio, ma esso non lo vuole, perché fa amore con un giovinotto e mi bene racconta sempre a me. E voi la conoscete? Già, perché sono parrucchiere da zia. E chi lupo una stella appartiene a casa a loro? Ah già, corrisponde fuori all'astere e ogni mattina se viene a fare certi chiagnuti. Gaetano! Allora, Gai, potete mancare? Come andate? Mia zia è ancora ostinata di farmi sposare quest'anno. Io non ho il coraggio di
Ma signorina mia, io compatisco, ma che posso fare? Io vi dico la verità, vorrei morire! E morite che volete a me? Don Gaetano, vorrei essere fatta un favore da voi. Stasera Alberto verrà nella trattoria di vostro fratello. Fatemi il piacere di dargli questa lettera. Ma signorina mia, io non lo conosco! Si chiama Alberto Cicirello e poi lui stesso verrà a domandarvela. Va bene, vi servo. Avete detto Alberto? Sì, bello. E non vi dimenticate. Scusate tanto del disturbo che volete, io non so di chi fidarmi. Vi lascio perché mia zia mi tiene d'occhio. Arrivederci. Ma voi venite a me, come succede? Questa è una cosa proprio curiosa. Luisa, oggi pazienza. Pigliatela tu sta lettera e quando viene su giovinotto, c'arai, posso pensare a questo? Va bene, vi servo io. Come ha detto Alberto? Cicirello. Va bene. Eccomi qua, permettete. E nessuno sapeva ancora. Trasa, Felice, trasa. Ma tu che canterai? Ma pare una creatura. Tu ti sarai buono, ma io mi metto paura a scuola. Tu si sapesse che discorso ha fatto stamattina. Ha detto che esso non può essere burlato, che se se ne dona qualche cosa, me ne caccio e capisci, non pularia, che roba di sciotte cade l'acqua che ha già tirata. Sei varie scarpe che ha già pulizzata e che scopa a mano ogni giorno avesse aperto tutte cose. State zitto, stupido, e non ti preoccupare, che io acconcio tutte cose. Aritta, mettiti una soprabbidina, perché avevi mai una festa e balla. Io, chi sto teneva? E chi sto mangia posto? E mi davano poco stretto, ti ha fa allargare. Dunque, questa è la trattoria. Tra Sim rinda e Verim si è venuta. Sì, ma piace. I signori dottori se ne vanno facendo le visite per tutte le trattorie. E si va a scala che ne cammariuccia a me a racchillo mamozzi. A te Giovannino, lo tengono come modello dei mariti. E chi se ne viene a cangoppa? A coccare una sfettola. La voglio accucciare io. Non è venuta ancora? Felipe, tu mo mi vista fare un piacere. Aspetta qua, chissà, venisse Faustina. Le dice che sono aiuto a cattare, non pare quanto, e mo vengo. E ma me lascia solo a me. E che fa? È solo per una mezz'ora, io mo subito vengo. E fa presto, se no io me ne vago. E dice che da girì, vengo subito, ti raccomando. E ma che ci faccio qua? Io non tengo manca un centesimo. Basta, alla fine mezz'ora ci aspettiamo. Mo mi riposo un poco. Che comanda il signore? Ah, io? Niente. Sono venuto qua per mi riposare un poco. Non volete mangiare? No, Volete bere? no, non tengo né sete né appetito e né denaro. Chi sto fosse l'innamorato di donna Cecilia? Scusate l'ardire, voi foste l'innamorato di donna Cecilia? Donna Cecilia? Sì, signore, io sono l'innamorato di donna Cecilia. Voi siete don Alberto Cicirello? Don Alberto Cicirello? Sì, signore, io sono Don Alberto. Allora tenuto, che è una lettera, ve la manda la signorina donna Cecilia. Ah, grazie tanto. Vabbè, poi ti Vi regalo. ringrazio. Che la poverella ha detto che va a morire. E perché? Come perché? Per causa vostra. Per causa mia. Ah, va buono, possono parla. Eccomi qua, permettete. Ma trova chi sono? Sta donna Cecilia e sto Don Alberto Cicirello. Voi marito come mi è perduto la cava?
Ma trova sta lettera che dice? Mo la rapa. Mio unico bene, mia zia vorrebbe assolutamente farmi sposare ad un altro, ma io non lo farò giammai. O sarò tua o della morte. Non potrò mai dimenticarmi di quelle belle serate passate al Colosseo, quando tu giuravi di essere mio e io di essere tua. Stasera vieni alla festa, cerca di parlare con mia zia, anzi ci parleremo insieme, la pregheremo, la commuoveremo e se sarà dura fuggiremo. Ama la tua Cecilia. Scusa, ma non so che vorrei fare. Ma per sanguinare questa lettera. Cameriere! Qui, e quanto è bello questo. Voi chi siete? Io sono uno, sono un signore. Aspettate qualcheduno, Sì, signore, aspetto un amico mio. un amico vostro. Va bene. Cameriere, Come andate? una bottiglia di rum e una bottiglia di cognac. Subito. Accomodatevi. Accomodatevi. Si può ubriaco. Ah, ne, È sicuro. E che le già fa? Se non sto ubriaco non lo faccio. Eccovi servito. Queste 2 bottiglie quanto costano? 12 lire. Favorito. Vi ringrazio. Sturate. Versate. E bevete. e i vostri roba si non pagava. Non tengo manca un centesimo. E come bevo tutte cose. Ma voi vi rovinate, vi fanno un fatto corpo. E come non porta a me? E a me? Io. Dovete sapere che faceva amore con una ballerina, una certa Faustina. Questa birbante non mi ha combinato, né? Io stasera me la volevo portare con me a una festa da ballo. Quello ha trovato la scusa che doveva andare dalla zia malata. Per mezzo della cameriera ho appurato che non è vero e che invece va alla festa da ballo con un giovanotti. Io non so già ballare. E la stessa cameriera, mediante 20 lire che le ho dato, mi ha detto che l'appuntamento con quel giovanotti l'ha fatto in questa trattoria. Tengo 2 volte. Appena vengono. Pa, e gli manca frito nero tutte e 2. Mamma non date qua, che me ne porta, che se io dove lo sto casto anch'io, non me ne perdo, l'ha già accisa, è morta, che sta con me deve farne così, fa gli anni da prendere da terra, a così bella e tanta malamente, ne rinde niente, mi disprezzo, va a ballare, si scorda di me, e che il giovino, una cosa è niente. C'ho voglia di faccia, ma che fornuta! Sto tradimento non l'aveva fatto! I carcerato, essa, in tutta mamma che gli anni non lo possa fare! Ma niente della volta la diceva! Ma che vuoi fare? Ma che mi niente croce? Sta bocca rosa che non passa solo a me! Mamma che sì! Che va? Giovino! Ma mi sono grossa! Permettete? Ve ne andate? Sì, ho che fare. State venendo poco. Non posso. Ho un affare di premura. Aspettate, sto pensando una cosa. Faustino fosse già venuto. Se si rinde. Questa pure può essere. Permettete. Permettete. Ma ne voglio fuori, se no sono cacciso pure io. Che pega, donna Edoardo, donna Giulietta, e con me combina.
Ma mi nascondo qua. Trasa, Giulietta. Mamma assassina, dove sta? Stanno rindo tutte e due. Aspetta l'ora che noi faccia scelta. Goppa una trattoria, che sto? Chissà, che donna Petrusina sarà venuta. La voglio cacciare, l'occhio fuori la voglio cacciare. Vedete, a chi deve stare soggetto? Una povera figliola quando si marita. L'aveva saputo, l'aveva. Ma prima si non la faccio fornuta. Sangue e bacca! Rindo non ci stanno! E dove stanno? E che sacci? Io poco prima l'ho vista da con l'occhio mio! Aspetta l'uomo, Giulietta! Ma va a che sta va? Ma forse se ne possono scesa. E ma va che ti manno guarda poco. Oh mamma mia, i mamma ora, e con me compagna, vedi che non manca le giovannine, mi sa che imbroglia ma messa. Intanto già le caccia fa, sia la cameriera, ma trova qua, certamente mi piglia per Mariuola. Potesse trovare una finestra corta, ma mi cagò a basso. E viri si sapere nessuno. Sono morto tutto quanto. E come cagata? Tu mi hai mandato a chiamare? Ah, sei venuto finalmente. Si viene qualcuno per affittare l'abito in maschera. Chi c'è in misura? Io sto sola. Oggi pazienza, che buono a me. Oggi state a concetella solo, che sta malato per casa di un innamorato, il quale stasera è venuto a trovarla. La poteva lasciare sul cucchiaio, tanto me l'ha giuto quando se ne è giuto purissa. E Kate che sa sposo? Che saccio, ha voluto un anno di tempo. A me mi pare un imbruglione, la verità. Ma lasciate presto. Dice che tenevano un malato per morire. Ah, è miraco! Già! Oh, guarda porto, ma dite che sono saluto due giovinotto poco prima. Poi il più grosso è scisso, Chi sta il marito, ma è rimasta Don Felice qua e si va trovata da chiudo. Certo tu narrà, Io oggi ho fatto una bella passata. In questo salone si affittano abiti da maschera. I mamma affittano vestiti. A così, io non mi può conoscere. E io, venga dove va? Scusate, favoritemi un abito da maschera. Subito! Che costume vi piace? Una cosa che posso correre nelle occasioni. Datemi un pagliaccetto. Prego, vi faccio vedere il meglio che tengo. Favorite. Grazie. Betty, vieni. Non ci sta nessuno. Ancora da venire. Ma sa che l'appuntamento l'avesse fatto in tuo palazzo da Torino. Non mi va a mettere a pace. E felice la rosta. Vuoi vedere che chi se ne è giù? Sangue e bacca Edoardo, o frate cucina e moglie. E ma come faccio? Ma che in tuo salone? Saglia, Mariù, si va arrivata. Don Pasquale! E non ci stanno! A dove anche ne so più? E Giulietta, Arostone! Frasa, Mariù. Uomo pettinano poco e poi ce ne hanno. Assetta, dove? E a te chiudessa sola! Stessa bacio palazzo! Buonasera. Don Gaetano non ci sta. Chi se sarà muto? Oh, Don Pasquale carissimo, voi state qua? Caro Don Gaetano, sì, sono venuto qui per pettinarmi un poco. Perché stasera devo andare alla festa di Donna Annunziata e per l'appunto stavo dimandando a quest'uomo qua dove eravamo, però la verità non mi ha saputo dire niente. Voi? Chi siete? Siete muto? Aspettate! Qua! Ma avesse mandato Zanzaro! Devono venire uno, ne è venuto uno solo.
non importa. Pettinate al Signore! Don Pasquale, questa è la ragazza vostra? Sì, signore, Mariuccia. Bravo, è una bella figliola. Grazie. Tenete, non mi si cambia, leggete la follia. Grazie. Giovinò, piano, Giovinò. Non ha già potuto trovare un pertuso, fammene fuori. Oh, mamma mia! Sono Natanasia a Bascio Palazzo! Come faccio? Ma voi state qua? Sì, ma mo me ne vaga, che tra poco si mi è sparato tutto quanto. Oh, non avete paura! Aspettate qua, mamma cambia vestita. Venite si viene qualcuno. Padrone, un domino, presto! Subito, favorite con me. Che bella Faustina! Giovino, Giovino, piano, piano. E con me, compagno, il mamore, lasciatemi fuori. Che bello, Edoardo la davota. Mo mi metto la davota qua. Non sta manco a Bascio Palazzo. E a te chiude sta salute? Ah, posso da solo qua? Ecco qua. Il mamore, lasciatemi fuori. Non vuoi morto, ce ne sia adesso! O vieni a venuto a presa. Ecco qua, compagno. H. Mariuccia. Vuoi venire? Giovanni Bozza passa non muore. Mettete che sta in faccia! Per passare per danza un pagliaccio, scappavo con me che? E sei essere, ma volevamo in una goccia! Giovino, Giovino, e voi mi avete rovinato. Voi non sapete fare niente. Mariu, andiamo in Gemmia. Salutatemi a Don Gaetano, chi lo mosso affarato. Buonasera. Uè, come so brutto che sta. Lì, che è stato? Questa è morta! Non tengo più sangue in gola. Perché? Linda trattoria. Sto innamorato di Faustina con due revolver in mano. Tu che dici? Facciamo la spia. Prima si sarà giunta. Sì, sì. Ma così sto buono! Che vedo gente! Uè, Faustina! Io sto qua! Andiamo in cielo! Fuim! Chi è? Voi, chi siete? Come? Chi sono? Fosse valato giovane. Sì, signore. E chi là, tanto sta? Ha detto che mi viene. È andato a fare un servizio. Aspettate qua. Niente, non ci sta. Lasciatemi a bere a casa, io sto in pensiero. Sangue Pac, si è spezzato fino alla mustaccia. Pigliate il pettine e date una pettinata a sta trezza. Sì, signore. E quando? Che becco, una mano in faccia. Dunque, che sei una barba finta. Dunque, tu sei un Mariolo. No. Ma da concina Non te. sono un Mariolo. Chiamate in guardia. Non sono un Mariolo. Mariolo. Chiamate di Mariolo. Ma che stai chi è? Mariolo. Che? Una maschera! Su con la maschera! Oppure spara! No, per carità, perdono! Questo è il tuo innamorato! Morite tutte e due! Chiamate il guardia.
stanotte è la così, non l'ho già vista mai, non mi pare rassegnata e stanca, sotto la coperta di questa luna bianca. Tu caro piagne Signora cara, me l'ho detto la ragione. Verso le 9 raffarrai un dolore capo a così forte che voi non potete credere. Ma pare che la guagliona non voleva venire a questa festa. E mi pare che anche questa figliola si marita? Sì, signore, si piglia un buonissimo giovane di Nocera. Benissimo. E perché non avete portato anche a lui? E lui non può venire. Sta insieme a Don Giovannino, il marito di mia figlia, facendo visite. Ah, sono medici. Due bravissimi professori. Benissimo. E la ragazza lo vuol bene? Assai. E intanto mia nipote Cecilia è tanto avversa a sposarsi quel tale Don Attanasio Pirosicco. Oh, e perché? Perché qualche altro chiovatiella la sarà tra suo dritto cora. Niente di meno. Cioè, io non so niente, sono mie supposizioni, ma se mi accorgo di qualche cosa... Ma forse perciò sta sempre di cattivo umore? No, la causa di quel cattivo umore è per quella causa di quella ballerina chiamata Faustina che vedete al San Carlo. Si è messo in testa che quella è la sorella. Ma scusate, voi non mi diceste che l'avevate invitata? E ancora da venire. Ma stasera vedremo. Basta, Don Pasqua, andiamo al buffet. Venite a prendere qualcosa. Andiamo. Accomodatevi. Grazie. Mamma mia, oggi è passato guaio, di mamora. Mi sono trovato prima con panastica, poi in la cucina e mo mi trovo qua. Questa è una festa di balla e come faccio? Mi sto solo con la sorella. Vedi che quando ero vecchio, come si era infuocato, voleva sparare a forza. Se non faceva la pensata era la sa o casone in mano a chi l'ha chiesto ora o per ma Maria accesa marito per causa che non Giovannino io mi sa che qua mi trovo intanto ci avrei quello che già fa
e poi sai che sta maniera. Lasciatelo! O vieci ha voluto aprirsi. A casa sta leggenda. A capura. Ma mi nasconde qua. Non ci stanno chiacchiere, ma il fiuto in mano, ma il fiuto. Ma trova sta cosa che è? Ci sta una festa e ballo. Capito? Don Atanasio! Donna Annunziata, e io dovevo venire a casa vostra, come state qua? Come sto qua? Scusate, questa è la casa mia. Casa vostra? Sì, signore. Mi venite alla capitale, io sta casa questa. Ma scusate, ma siete entrato e non vi siete fatto annunziare? Oh, io veramente sono trasferito per la cucina. La cucina? Già, perché... Ma donna Atanà, io non so come va bene. Tenete una faccia così stralunata, tenete un cazzone in una mano, un revolver in danata mano. Pare che vanno prendendo roba vecchia. Donna Annunziata, voi siete una donna di moda, voi pure avete amato, voi pure avete provato i dardi d'amore. Lo so io che ho passato. Quando si ama, non si ragiona. L'amore toglie i sentimenti. Avvilisce. Fa delirare. No! Donna Annunziata, stiamo zitti, che forse diamo fastidio. No, ma non l'hanno avuto con noi. No. Dunque, stavamo dicendo. Stavo dicendo che per causa d'amore, per causa di una donna che amo, mi sono presentato così dinanzi a voi. Per causa di una donna che amate. Ma voi parlate di mia nipote Cecilia. No, non è vostra nipote che io amo, è un'altra che mi ha portato talmente per i picchi che dopo avermi fatto mettere una passione mi ha tradito. Che sento? E allora perché quando io vi proponette a mano mia nipote non mi ricistava niente? Perché non avete il coraggio? Io sono pieno di soggezione. Povera creatura! Compassionata, che hai anche 3 ore di fuoco. Sì, ma stu cazzone e stu revolver. Ecco qua, vi dirò. Ho sorpreso la mia tiranna col suo innamorato nel salone che sta vicino al vostro palazzo. Io volevo uccidere il mio rivale e chi se ne è scappato per un finistriello. Poi sono andato per afferrarlo e il birbando mi è rimasto un cazzone a mano. Pastico, è cresciuto qua. Io per lo stesso finistriello mi sono venuto appresso. Possibile, e mo sta rinda a casa mia. Se non si è rotta in gamba, cadda sta. Vedete che cos'è la donna? Lasciare me per mettersi con un miserabile che apporti chi sto cazzone. Don Atanasio, è caduta una lettera in tuo cazzone. Una lettera? Sì. La leggiamo? Leggiamola. Mio unico bene. La lettera di Cicernella? Chi è? Mia zia vorrebbe assolutamente farmi sposare ad un altro, ma io non lo farò giammai. O sarò tua o della morte. Non potrò mai dimenticarmi di quelle belle serate passate a Colosseo, quando tu giuravi di essere mia e io di essere tua. Stasera viene la festa, cerca di parlare con mia zia, anzi ci parleremo insieme, la pregheremo, la commuoveremo e se sarà dura fuggiremo. Ama la tua Cecilia. Come? Dice proprio Cecilia. Cecilia, faceva l'amore con vostra nipote con Faustino. Infame e birbante. E il nipote ma che sto teneva un corpo. A voglia cunciaia, a voglia. E mi faceva la gatta morta. Mi faceva l'ingenua. Mia zia, se sarà dura, fuggiremo. E brava, datemi questa lettera. Vediamo a chi è diretta. Al signor Alberto Cicirello. Sue mani. Ah, si chiama Alberto Cicirello. E va bene, e va bene. Mamma mia, donna Atanà, non mi sotto tavolino. Oh, sis! Sì, signor! È isso! È il mio rivale! Esci, infame! Esci! Esci! Ma Signore! Zitto! Devo chiamare mia nipote. E avanti a lei mi dovete dire a dove siete vista, come vi siete conosciuto. Io devo dar conto a mio fratello. Ma signora mia, non sono Zitto! io! Non voglio sentire scuse, non voglio sentire discolpe. Per il momento andatela a comporre. Mettete la canzone là, in quella stanza. E quando avete fatto uscire? Che miserabile! Non c'è che dire!
la donna sempre al peggior s'appiglia. Ah, essa viene da questa parte. Donna Tanà, lasciatemi per un attimo da sola con lei. Voglio sentire a me che mi dice. Sì signore, anzi, non mi vado a bere un bicchiere d'acqua perché tengo la cosa secca come malesca. Piano. Sì, che la tala ballerina non è venuta ancora. No, credo che verrà più tardi. Mi pare una millana che aveca. È solamente che la ballerina, aspettate. Non aspettate nessun altro che vi preme. No, chi volete che aspetti? Che faccia tosta. Come? Non aspettate il vostro sposo, Don Attanasio Pirosicco? Ah, sì. Ah, sì, già. Questo nome non vi piace tanto, è vero? Certo. Sarebbe stato meglio se lo sposo si fosse chiamato Alberto. Alberto? Lazzarella! Chi stu servizio stiamo combinando a Sicilia? Se zia sarà dura, fuggiremo! Questa lettera tutto mi ha fatto scoprire. Oh, barbiere, ma tradito! Ma proprio io scrivo una lettera a Fratolo e le conto tutto cosa. E di mano, te ne mando una volta a tu No, no, zia mia! Tu non l'avete fatto questo! Io voglio troppo bene e non mi filo di lasciare! Sì, è vero! A Roma conoscete Alberto, perché abitava di rimpetto a casa mia. Un giorno mi mandò una lettera, a dove diceva che mi voleva sposare. Io ricetto che prima avessi parlato con papà mio. E si acconsentì e mi ricetto che un giorno appresso ci aveva parlato. Siccome si commessa viaggiatore, avete avuto le grandi presse, mi avete partito per Livorno. Proprio un giorno papà pure avete partito e mi mandai a Napoli alla casa vostra. Appena arrivata, lo scriviete a direzione mia e a ieri, vedete come affacciato, io avrei con dolorito. La colpa mia è stata di non dirvi niente, ho paura che vi fosse dispiaciuto. Ma una volta che voi me lo volete mandare, che non mi volete vedere più, mi sono disposta a lasciarlo e a fare quello che volete voi. Poverella, mi ha fatto compassione. Ma dimmi una cosa, ma tu mi vuoi bene? Assai, assai. E stammi a sentire, ma su Don Alberto, ti va bene? Ne sono certa. E perché allora è venuto una funestiella elastica? Io supputavo Don Attanasio, chi la che io ti voglio far sposare? Forse volevo pare a me. No, chi lo fuieva? Perché Don Attanasio l'aveva trovata che innamorata sua. Possibile? Possibilissimo, anzi aspetta. Sentite? A voi? Sentite? Sentite? A voi? Potete uscire? Eccomi qua. Eccolo qua. Capito? Donna Faustina. Questo signore chi è? Come chi è? È l'innamorato tuo, Don Alberto Cicirello. Voi che dite? Non è isso! Come? Voi non siete Don Alberto? No, signore. E non mi avete detto niente? Non mi avete dato tempo di parlare. E allora chi siete? Io sono Don Felice Ciacciamocca. E sta lettera come ha tenuto voi? Ah, fu una pazzia che facetta. Dicette alla cameriera che io mi chiamava Don Alberto. Oh, ci capita. Ma voi stiva vestito la pagliaccetta? Ma siete cagnata vestita? Io? Don Giovannino a tosta. Chi Giovanni? Si trova Don Attanasio, facite marenna. Che state dicendo? Ma chi mi conosce? Uè, ma non mi conosce. Mio signore, vi prego di finirla. Noi non sappiamo chi siete, perciò vi prego di uscire. Ma signora mia, vi volevo dire... Uscite! Signora! Uscite! Signora! E vi prego di credermi che io sono un galantuomo e sono venuto a Napoli per sposarmi la figlia di Don Pasquale Braciola. Don Pasquale Braciola? Che sento? Allora voi siete lo sposo della figlia? Sì. O miele? Sì. E quello si credeva che stavate facendo visite. Che combinazione!
Don Pasquale sta qua insieme con la figlia, stanno al buffet, venite, io ve la trovate. Don Pasquale sta dentro. Al buffet. Che piacere, che piacere. Ha già passato un guaio. Venite e stasera voglio conoscere il vero Don Alberto. Ansia mia. Accomodate. Don Pasquale cangoppa. A pari essere pazzo a trasilinde. Ma me ne vaga. Signore, scusate, devo domandarmi una cosa. Vado di fretta. Un momento, sapete Cecilia dove sta? Uè, chi sta da essere innamorata e che la dà la donna Cecilia? Scusate, voi siete Don Alberto Cicirello? Per l'appunto, e come sapete il mio nome? Sappiamo tutto, nel Colosseo. Che facistava con donna Cecilia? Come? Siete stato scoperto, mio caro. E la zia, che ha detto? La zia sta con Manariavola. Voi parlate della padrona di questa casa? Sì, signore. Bravissimo, ma la nipote non si chiama Cecilia, quella s'ha cambiato nome, si chiama Faustina. Ma voi che dite? Che dico? È la verità, è che vi credete che fa amore solo con voi? No, ne tenete di due. Un amico mio è un vecchio in Sallanuta, un certo Don Attanasio Pirosicco. È impossibile. È impossibile, è la verità. Ah. Don Filippo, voi state qua. Ma mi conosciamo? Cecilia con un domino. Spiegami, traditrice. Ma voi che lo conosco? Non mi conosco. Ah, così? Ha fatto pure con me. Ah, dunque, va bene che la cameretta sto signore. Fama, per bando, voglio passare. E quando c'è voce, e prima con Don Giovannino, poi con Don Attanasio Pirosicco, terzo con Don Alberto Cicerinella. E sta guaglione non si sazia mai, e che di anima. E quando c'è voce, ha già sfugato. E poi sapete tutto quanto con me. Eccolo qua. Dove sta? Dove sta? Don Felice, voi qua. Donna Faustina. E come vi trovate qua? Don Giovanni, tutto Don Giovanni, Don Pasquale, chi l'hanno brigliato, mi ha fatto passare, non si funne a voi a stamattina. Va bene, domani parleremo. Ma scusate, voi mi chiamate Donna Cecilia o Donna Faustina? Io mi chiamo Cecilia. Sangue bacca, c'è sta uno che è tale e quale a voi. Voi dove sta? Don Alberto, ho innamorato vostra, pigliandolo per buia, l'ha subutata con revolver, partendo a calli in camera. Possibile! Non mi scappa! Faccio puzzare! Fermatevi! Quella è una perfida! È una tiranna! A dove sta? In una vostra trovare! Eccola qua! Si è levato domino! Ma non signore, questa è mia nipote Cecilia, quell'altra le somiglia perfettamente. Possibile! Veramente! Ma sì, Alberto mio! E ti dico che tanto ci creata assieme che finalmente acconsenti a farci sposare! Veramente dice? Sì, domani vi informerò di voi e al più presto si potrà effettuare tutto. E quell'assassino di Faustina, dove sta? Andiamo a trovare! Don Giovanni, a dove sta? E che ne saccio? Don Giovanni. A Don Giovanni, io non ci lasciate me. Non sta sagliando il grave. E se volete vedere con chi sta, ci avevamo a nascondere un po'. Ma chi? Niente, mio genero. Mo se scommoglio fanoccia. A nascondermici. Fausti, ma che sacci? Tu non dici una parola, non ti sei voluto levare la maschera. Ma che hai?
Perché stai così? Forse t'ha già fatto qualche cosa. Ciociona mia, Faustina mia. Ah, birbante, assassino, non ne posso più. Don Pasquale. Arrapara. Mi dispiace che sto in casa di questa signora e non mi va di fare chiacchiere, ma domani mi dovete dar conto di un procedere tanto vergognoso. E lei, signora Mascherina, sappiate che quest'uomo è ammogliato. Lo so, Giulietta, Mugliere, Ma chi sta che un broglie? Eduardo, tu sposerai Mariuscia. Chi stu vuoi aveva passato e l'ha già passata. Sì, è stata una Faustina, ma ha detto tutte cose. Sì, ed ha promesso di sposarmi. Bravissimi! Un Bowser! Don Pasquale, per stasera non si pensano ai guai. Quello che è stato. Stasera ci dobbiamo spassare. E ci spasseremo. e balleremo. E domani abbuscheremo. Al ballo! Al ballo. Al ballo! Scusa, questo che cos'è? È un pasticcio! E chi l'ha fatto? O cuoco! E come si chiama? Don Edoardo Scarpetta! Lo saccia! Allora ha da essere buono!